della tua città. Voilà, siamo quasi al completo perché aspettiamo ancora un altro ospite che arriverà da un momento all'altro, ma dobbiamo tornare indietro di una settimana. Quando è stata la proiezione? Una settimana fa? Mercoledì 24. Mercoledì 24. No. Mercoledì 24 è il domani. 16, infatti no. Il 16. E ci siamo. Era già quindi una proiettato, settimana. Luciano. Sì, ero proiettato la data di domani. Senti, è la prima volta che abbiamo 3 ospiti in 3 ancora anni. sono 2, perché sennò la gente dice Scinardo qui dai numeri. Sta per arrivare, si sta per completare questo quadro, Sì. però facciamo questo inizio, questo avvio. Tu sei stato, mi hai detto che c'era una valanga di gente. Tanto che si è reso necessaria un'altra proiezione domani. È un'altra ancora, è un'altra ancora. Ah sì, quali sono le prossime date? Domani? E domani il 24 e poi sta per uscire un'altra data che è quella del 31, sempre a Rouge Noir, però già si stanno aggiungendo altre date anche con altri cinema, non solo in città ma anche a Bagheria, anche a Termini Imerese. C'è una forte Corleone. richiesta delle Te scuole, l'aspettavi? Luciano. No. Bella Non questa ce cosa. l'aspettavamo, cioè ce lo auguravamo perché quando si realizza un film cerchi ovviamente di pensare in grande in qualche modo, però davvero l'affetto della gente, delle scuole, dei ragazzi ci hanno travolto e le emozioni che ci stanno regalando al cinema la mattina sono Bellissimo. davvero grandissime e ti accorgi di aver fatto qualcosa di grazioso, di bello, perché l'abbraccio è così caloroso che tu dici sono felice. Eliana, devo raccontarti un piccolo episodio personale perché mi fa molto piacere. Luciana è stata una delle primissime persone che io ho conosciuto quando sono arrivato a Palermo. Davvero? E ci siamo conosciuti addirittura a Venezia in occasione sì. del film Baharia e lì è sì. stata veramente una sintonia. Io ero un po' sperduto perché entrai con un incarico da addetto stampa al centro sperimentale che poi, bontà loro, mi trasformarono in assunzione da direttore e già Luciano aveva fatto delle cose importanti e quindi questa sua amicizia un po' nel tempo mi ha un po' accompagnato, Eliana, quindi mi fa molto piacere averlo qui e dare questa testimonianza. E poi ho goduto tantissimo, Giulia, di questo film, veramente ero in sala ed è stato un tripudio. Poi so cosa c'è dietro un lavoro di questo genere, quanto sacrificio produttivo nella realizzazione, per cui, e soprattutto quando tu hai evidenziato, Luciano, basso budget, questa è Bassissimo. una cosa che dobbiamo assolutamente dire. Sì, anche perché, come ti dicevo, un'esperienza del genere è irripetibile perché la quantità di energie, di sacrifici per cercare di tessere Sì. questo grande mosaico, questa grande tela, grazie anche, diciamo, a un grandissimo lavoro di squadra dagli artisti, anche gli attori che si sono prestati, hanno creduto molto nel progetto e ci hanno dato la possibilità di portarlo avanti, e poi anche il supporto, diciamo, dei ragazzi dell'IPM Malaspina, perché ricordiamo è un progetto, Chanel nasce in seno un progetto sociale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Gioventù, e quindi con un budget ridotto abbiamo fatto laboratori sui mestieri del cinema, produzione, Adesso ne parleremo post-produzione, dei mestieri. effetti speciali, perché è Esatto. una favola. Sì. Wow. Quindi- Adesso facciamo tutto in ordine, È no? immediato, Raccontiamo Eliana, tutto sì, dall'inizio. sì, Entriamo, sì. entriamo anche in radio Vai. perché dovete sapere che ancora dobbiamo fare tutto. Dopo aver ascoltato come in un film, torniamo ad unificare quella che è la diretta che facciamo in streaming sulla nostra pagina di Facebook e quello che ascoltate anche voi alla radio su Radio In. Abbiamo trovato in studio 2 personaggi particolari che ci porteranno nel mondo di Chanel. Allora abbiamo con noi il regista Luciano Accomando, ben arrivato. Grazie. E abbiamo con noi la protagonista, lei è Chanel, ma nella vita vera è Giulia. Ciao a tutti. Ben arrivata. E tra poco completeremo anche il nostro parterre di ospiti perché ha debuttato Chanel in sala, è stato un grande successo, lo possiamo dire, perché sta tornando ancora una volta in sala con altri appuntamenti. Ivan, lascio a te la presentazione di questo lavoro. Ma sì, perché quando si parla di un film devi averlo visto.
non è scontato. No. Luciano, tu lo Anche sai. con i libri è così. Tu lo sai. Parlando anche con tanti colleghi, Eliana, molti per esempio fanno delle critiche senza avere visto il film. Ci Anche sono con i libri ministri è che hanno così. fatto questo, vorrei ricordarti, quindi. Sì. Ti dico subito, così da spettatore e non da giornalista, la sensazione che hai appena scorrono i titoli di coda è davvero, ti viene spontaneo dire ma questa è una fiaba moderna. E Giulia, che è la protagonista, vive questa quotidianità con una naturalezza. Ti ho fatto i complimenti anche poi l'indomani, Giulia. Segno questo che Luciano ha saputo scegliere i suoi personaggi, i suoi attori, e non è anche questo scontato, perché la fortuna di un film sta anche nell'intero apparato che tu puoi prima immaginare, scrivere e poi realizzare. Ecco Giulia, questo film è un invito ai giovani a non scoraggiarsi mai e quindi essere resilienti, assertivi. Sì, esattamente. Soprattutto io mi rivolgo alla mia generazione che tende ad adattarsi alla realtà, accontentandosi un po' di tutto. Invece secondo me è bene andare oltre le cose, cercare sempre di più, circondarsi, come dico, sempre di bellezza, e tutto diventerà veramente importante, cercare l'essenza delle cose, quindi è un bel messaggio quello che lancia questo film. Senti Luciano, ti muovi in diverse location per utilizzare un gergo tecnico. Sono delle location che ti hanno per certi aspetti coinvolto e abbracciato, penso al carcere minorile, penso al quartiere dello Zen, sì nel degrado, Eliana, ma raccontati con una delicatezza e permettimi anche uno stile veramente da professionista. L'obiettivo vuole essere questo. Quando abbiamo deciso di realizzare parte delle riprese allo Zen, quindi di scegliere lo Zen come set, abbiamo subito cercato un supporto con un'associazione che è Zen Insieme, che ci hanno dato una grandissima mano, e abbiamo subito detto: noi non vogliamo raccontare il classico Zen che vediamo solitamente Da reportage. Esattamente, cioè la nostra è una favola, e la cosa bella di questa favola è che un personaggio come Chanel esca proprio dal quartiere. E quindi loro hanno avuto modo di leggere la sceneggiatura, si sono appassionati alla storia e ci hanno detto: siamo disposti ad ospitarvi, siamo disposti a farvi da guida in quello che è il nostro quartiere, e ci hanno accolto davvero, non solo loro, l'intera popolazione. Dico sempre, l'ultimo giorno di ripresa, mentre c'era la scena dell'APA che giravamo, Lollo e Giulia sull'APA, e le persone affacciate al balcone chiamavano Chanel, e quindi per noi è stato davvero un grande abbraccio. Per cui un film, Eliana, che ti entra un po' nell'immaginario collettivo e ti coinvolge un'intera comunità. Giulia, c'è un momento, a proposito di immagini girate allo Zen, dove in un'estate voi siete annoiati, siete i 4 amici ai piedi di una scala. Quella è una scena che mi ha molto molto colpito, dove è un po' l'immagine generalizzata dei giovani annoiati che non sanno cosa fare. E tu hai questo guizzo: dai ragazzi, diamoci vita, facciamo qualcosa. Esatto. Effettivamente non stiamo qua a non fare nulla, e questo è un po' riporta la realtà di Chanel, quindi come detto precedentemente, questo non adattarsi alla realtà, vivere veramente. Quindi gli amici dicono: no, a me non va, non ho voglia di alzarmi, voglio stare qua a non fare nulla, mentre lei aveva questa voglia di creare qualcosa. Senti Eliana, sei curiosa di Molto. vedere alcune immagini? Sì, molto, Dai. molto. No, già stavo prendendo appunti sulle prossime date, così poi le diamo anche per dare l'opportunità Vieni di domani. vedere Chanel per chi non è riuscito a farlo ancora. Diamo spazio alla musica in radio. C'è Blanco con Bruciasse il cielo, ma voi raggiungeteci su Facebook. Perché è qui che ce le abbiamo alcune immagini a disposizione, e allora ecco a voi Chanel. Ma vero, niente dobbiamo fare? Miscia, ne è sempre una, no? Perciò io mi annoio. E tu non ci pensare. Nonno! Che è? Che è successo? Che ci fu prima lasciato? È il laboratorio per i ragazzi del quartiere. È sicuro che sono gratis? Non ti pesce? Patate. Quello di pittura vuoi fare? Oh, ma è caro da te Monterra! Ma c'è che ciavolo, ma non ne viene! Nonno, tu ci credi alla magia? No, perché oggi al laboratorio mi è successa una cosa strana. Ho
quando ho finito il disegno, che ho fatto Prato, ha cominciato a uscire il profumo dal foglio. Tutti l'hanno sentito, no? Può essere che sono diventata magica, che mi sono messa a fare le magie. Chanel, tu questa cosa non a parlare con noi, capisci? È per ora laboratorio. Non c'è a chiedere, ti puoi stare un mosso. E quindi che fa? Non posso disegnare più? Tu a disegnare, ma nei casi non te le guerre. E se i cristiani vanno a bere un miracolo, hanno a nascere i pesci. Senti per dire che la prossima settimana ne portano in Palermo. Dice che invece di stare a Zen, un laboratorio lo fanno fare un centro. Ma manco saccione. Insieme a te che mi accompagni tra i ricordi di un'estate e un sospiro che sa di felicità. Giulia, o meglio in questo caso chiedo a Chanel, com'è tuo nonno? Beh, un nonno un po' tradizionale, ma si lascia coinvolgere dopo da questa nipote un po' appunto creativa, quindi un nonno che va d'accordo molto con la nipote e cerca di tirare avanti questa piccola famiglia. Infatti sono solo in 2 e cerca sempre il meglio, anche se ogni tanto forse si approfitterà di qualche situazione. Ma questo nonno cosa pensa invece della nipote? Lollo Franco, ben arrivato! Salve, salve a tutti, buongiorno, è piacere sentirvi, la mia Chanellina è troppo graziosa, troppo bella, troppo brava, è troppo tutto, anche perché è di una maturità assoluta e lo si vede perché a comando ha fatto una piccola opera d'arte, nel senso di aver messo insieme questa giovane creativa in moto e avere preso questo nonno e non una nonna, che diventa davvero complicato perché poi nell'adolescenza questa bambina diventa pure signorina e nel film è trattata con una delicatezza tale che veramente è da grande poesia, dell'imbarazzo del nonno, del rapporto che ha il nonno, che gli dice, ma insomma sono cose di signorine, insomma, non ti devi preoccupare. È davvero, questa è una di quelle scene che mi ha colpito perché imbarazza veramente una persona per bene, avendo la nipote che diventa da lì a poco signorino o è diventata signorina, insomma questo nel film. Però la nipote, il mio giudizio è che lo Zen è pieno di Chanel, solo che non vengono fuori. Io spero che questo film possa aiutare queste ragazze a venire fuori con la fantasia e con una vita diversa rispetto alle aspettative che in genere hanno in questi rioni, quartieri. Ce l'auguriamo anche noi. Mentre eravamo in collegamento sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla radio sentivate la musica, il nostro parterre di ospiti si è arricchito di un protagonista assoluto delle nostre scene, ancor prima che del film di Luciano, di questo Chanel. Lollo Franco ci ha raggiunti telefonicamente e quindi abbiamo iniziato a ricostruire questo rapporto nonna-nipote, appunto, che è anche importantissimo nello sviluppo di questo film. Luciano, ti volevo chiedere il rapporto con i tuoi attori, no? Anche perché mettiamolo anche semplicemente sul piano dell'esperienza, rivolgersi a Lollo Franco o rivolgersi a Giulia, c'è una bella differenza. Certo, assolutamente. Lollo Franco quando abbiamo iniziato a parlare un po' del film, lui era davvero molto felice di accettare il ruolo, e con Lollo è stato un rapporto di confronto. Abbiamo cercato insieme di costruire il personaggio e mi sono anche affidato, perché per me l'umiltà e il confronto è fondamentale, mi sono anche affidato un po' ad alcuni discorsi che abbiamo fatto insieme. Con Giulia io cercato Chanel in tutta Palermo, poi ho incontrato Giulia Fraggi, ho detto ho trovato Chanel. Ci puoi raccontare dove l'hai trovata? Perché so che cercavi anche un'età
diversa per la tua Chanel. Sì, tant'è che l'ho trovato alla scuola di Tiramo di Elisa Parrinello, ma cercavo un'età diversa, tant'è che Elisa non me l'aveva proposta. Tu la volevi un po' più grande, più Sì, piccola, perché come volevi all'inizio questa pensavo Chanel? un po' più grande, essendo Giulia un po' più piccola non me l'aveva neanche proposta, quindi poi esco dalla sala dove abbiamo fatto una prima prova, c'era un'altra classe che stava provando e ho visto Giulia. E devo dire che le scuole di Palermo mi hanno dato un grandissimo aiuto, anche la scuola di Lollo con tutti gli altri protagonisti del film, e quindi è una grande città la nostra, che ha tantissime anime e tantissima forza. Eliana, volevo parlare di questo, volevo sottolineare quanto sia importante la formazione per questi giovanissimi, che non ci si può improvvisare. Lollo, mi ha molto colpito al termine del film il tuo intervento, quando tu hai detto: io amo lavorare con i giovani e per i giovani, e permettimi di ricordare l'instancabile fucina di laboratoriale che è appunto la tua putia d'arte Malvina Franco. Tanti giovanissimi che vogliono iniziare un percorso formativo che è fatto, Giulia, te lo dico, di grandi sacrifici. Te lo dico probabilmente perché rappresento anche un'istituzione importante che è il Centro Sperimentale di Cinematografia, che assieme all'Accademia Drammatica Silvio D'Amico sono le scuole d'eccellenza che formano gli attori. Ma Lollo, quanto è importante investire sui giovani? È determinante, senza i giovani non si va da nessuna parte, molti lo devono capire e si devono mettere un po' da parte, devono avere il coraggio e la voglia di comunicare e di trasmettere i segreti del mestiere dell'attore, cioè li devono dare, non li devono tenere dentro il cassetto o per sé egoisticamente. Se uno è un bravo insegnante, perché non è detto che un bravo attore sia pure un bravo insegnante, non è così, ma ci sono delle eccezioni. Uno per tutti è Giancarlo Giannini, per carità, cioè di che parliamo, ma sicuramente il rigore della putia d'arte Malvina Franco ha fatto sì che questi giovani che li abbiamo visti all'opera e stanno facendo delle altre cose, provini e questi vengono scelti, e adesso finalmente le produzioni chiedono che siano dei ragazzi non venuti dalla strada e occasionalmente, ma siano dei ragazzi che abbiano almeno 2 anni di preparazione, 2 anni di frequentare una scuola, sapere che cos'è una O chiusa o una O aperta, perché finiamola di fare le cose solo in siciliano, bisogna essere cittadini italiani e quindi non dice vabbè, tu sei siciliano e fai il siciliano tutta la vita, non esiste. Un attore, ma voi pensate, i giovani devono entrare in questa logica, che non sono solo le fiction, ma esistono i film, esiste il doppiaggio, esiste la recitazione teatrale, esiste un sacco di cose, ma l'attore, il mestiere dell'attore, a mio avviso, è unico, con diverse sfaccettature ovviamente, teatrali, di doppiaggio, cinematografiche, televisive, che è un'altra arte tra il cinema e la televisione. E quindi, siccome noi alla Putia d'Arte tentiamo assolutamente di fare questo lavoro, credo siamo sulla buona strada. Assolutamente, Lollo, ma tra l'altro è stato un piacere, Luciano, io ero dietro di lui, esattamente dietro di lui in sala. La partecipazione che ha avuto Lollo nelle varie sequenze del film è stata straordinaria. Cioè, lui ha partecipato emotivamente ad ogni scena, Giulia, ed è stato bellissimo, un attore di questa portata, con un'esperienza, permettimi, forse cinquantennale di Lollo Franco. Sì. Lo è. E volevo farti i miei complimenti più sinceri, davvero, per la tua straordinaria umiltà che conservi e che generosamente riversi verso i giovani talenti. E lo faccio veramente, lo dico con sincerità, me l'hanno dato questa forza i giovani della Putia e anche i sognatori. Devo dire, tutti mi danno questa forza di resistere, di essere umile. Tento, perché non lo ero io da giovane, non lo ero, anzi
ero un po' arrogante, lo dico con molta umiltà, è la verità. Che E il bella cambiamento ambizione. esiste nella vita. Lollo, Meraviglia. noi siamo felici di questo collegamento, però prometti che ci vieni a trovare in studio nei Sì, prossimi giorni, assolutamente sì. così No, possiamo vi vengo a goderci trovare di più. Con grande piacere. Va bene, Con allora grande piacere. ti aspettiamo presto in studio, grazie Sì, Lollo ma Franco. l'importante è una cosa, Sì. l'importante è non mi fate fare orari, perché questo mi è rimasto. Mattutini all'alba, datemi orari All'alba. dignitosi. Va bene, allora chiamo Barbara Va Lipari bene. al pomeriggio e le dico di chiamarti, così fate una puntatina bene. pomeridiana. Un D'accordo. abbraccio Un Lollo, abbraccio ciao. a te. Ciao, ciao. Alle 11 è l'alba. Sono le 11. Vabbè, Le 7 sarà l'una di notte. per facciamo lui. una cosa, andiamo in pubblicità, Sì. ci riprendiamo e poi i minuti finali di questa puntata. La voce della tua città. Ed eccoci tornati per raccontare questo mondo. Ma quindi mi aiutate, perché io sono l'unica qui, io e Marco siamo gli unici qui a non avere visto il film. Come inizia questa favola di Chanel? E inizia con la scoperta di questo bigliettino promozionale del laboratorio. Chanel cammina per le strade dello Zen, trova questo bigliettino e lo fa vedere al nonno, e il nonno subito la rimprovera, dice: ti ho detto 1000 volte, dove l'hai preso questo bigliettino? Ci ho trovato a terra, cose che ci sono a terra non si toccano. Però Giulia travolge il nonno con il suo entusiasmo, gli fa capire: io voglio partecipare a questo laboratorio. Prova poi Chanel a coinvolgere anche i propri amici al laboratorio, ma non ci riesce. Alla fine ottiene ciò che vuole, inizia questo percorso laboratoriale e li scopre di avere dei poteri magici. Senti Luciano, mi ha molto colpito, poi ho cercato molti materiali sul film. C'è una dichiarazione da parte della direttrice dell'istituto penitenziario Clara Pangaro che dice è più un auspicio, speriamo che questo film con i contenuti educativi possa avvicinare i giovani ad una dimensione di accoglienza, collaborazione e solidarietà. Sono delle parole molto belle, molto forti, ed è il nostro obiettivo. Non dimentichiamo che Chanel è stato realizzato da un'associazione, quindi un gruppo di giovani che decidono di mettersi insieme e di lavorare nel sociale. L'idea è quella di continuare a programmare delle attività laboratoriali in IPM, e speriamo anche di farlo grazie al film. Perché comunque il cambiamento può esserci, molto difficile, perché si dice, io sono anche un insegnante, si dice spesso bisogna relegare alla scuola determinati compiti, ma non basta, non è sufficiente. Io dico sempre, la scuola tornerà ad essere la seconda famiglia quando la famiglia riprenderà ad essere la prima scuola, e quindi bisogna partire dalle famiglie. Ecco, gli interventi vanno fatti lì, nei quartieri, e poi piano piano, anche perché i ragazzi trascorrono molto più tempo a casa che a scuola, e quindi diventa fondamentale davvero fare questo tipo di investimento di welfare in tutte le periferie, non solo di Palermo ma in tutta Italia, e allora forse possiamo cominciare a pensare davvero a un'ipotesi di cambiamento. Torniamo anche in FM. E dopo Harry Styles con Lights Up torniamo a parlare di Chanel, ma Chanel ascolta musica, chiedo a Giulia Fragiglio. Sì, proprio Harry Styles, tra l'altro, quindi Dai. sono super fan, quindi guardate un po' che Marco, coincidenza. hai scelto... Hai scelto la canzone adatta. Che casualità. Senti Elena, ma io mi piace da morire questa immagine, più della locandina, perché questo sguardo di Chanel verso il cielo è uno sguardo di speranza, di voglia di fare. Tu hai 16 anni, Giulia Fragiglio, sei, qualcuno potrebbe definirti un talento naturale. Mi viene spontaneo chiederti se vuoi e hai tanta voglia di continuare Assolutamente per questa sì, strada. sì, assolutamente sì. Ovviamente adesso penserò a studiare e a migliorare, perché ovviamente non si smette mai di imparare, e quindi mi piacerebbe molto percorrere questa strada, quindi lo spero. I tuoi genitori che pensano? I miei genitori sono contentissimi, in generale proprio la mia famiglia mi appoggia sempre, mi tranquillizza ogni minima ansia, loro sono là ad appoggiarmi, quindi siamo molto uniti. Ma che Anche effetto perché, ti scusami, sì. essendo minorenne hanno dovuto accompagnarti pure sul set, essere molto Sì. presenti. Firmare le sì, liberatorie. certo. Sì. Sì. Sì, Impicci assolutamente. burocratici che io e Grandissimi. Luciano conosciamo bene. Però io mi chiedo, ti dava un po' di... Cioè, quando tu eri lì a fare i tuoi laboratori, anche alla scuola di Tiramo, no? Si chiudevano le porte, entravi e facevi le tue cose. Avere questa figura genitoriale che però stava lì anche a vedere, ti
creava un po' di imbarazzo oppure no? Tu entravi nel tuo mood, via, ciak, azione e quindi ti scordavi di tutto il resto? No, entravo nel mio mondo, anche perché Luciano è stata una figura veramente importante che mi ha guidata in questo percorso, quindi è stato un genitore in quel momento, quindi, ma anche a teatro, la mia mamma, la mia seconda mamma Elisa Parrinello che mi guida in questo percorso, quindi ho tanti genitori sparsi per adesso, quindi sì. Mi ricorda un'altra dichiarazione di Elvira Camarrone di qualche giorno fa, di questa mamma. Ciao Elisa, un bacio grande. No, ma voglio dire, domani ti rifarai un altro bagno di folla, ma che effetto ti ha fatto salire sul palco con Luciano e prenderti gli applausi di un pubblico assolutamente sincero? No, è stata una bellissima emozione, una nuova emozione, diversa rispetto a quella teatrale, anche perché il film era là, fatto, pronto, io allora ho potuto vedere veramente il risultato, una bellissima emozione sicuramente. Voglio chiedere anche un'altra cosa, che poco fa si parlava dei professori, no, dell'ambiente scuola. A scuola, come l'hanno presa i professori? Contenti, molto contenti, sì, assolutamente contenti, anche i miei compagni mi appoggiano in scuola, anzi li saluto, ciao studiate, bravi, no, però molto, molto contenti anche loro, sì. Senti Eliana, a chiusura, Luciano, ricordiamo anche i grandi, poco fa Lollo parlava, i grandi devono mettersi da parte, oddio, voglio dire, per me Stefania Blandeburgo è grande e Maurizio Bologna è grande, tra l'altro ho visto un suo post stamattina che diceva un piccolo cameo per Chanel. Domani tra l'altro Maurizio sarà con noi in sala. Evviva! Sì, devo dire che hanno tutti accolto il mio invito, Stefania Blandeburgo, Salvatore, c'è Salvo Piparo, esatto, c'è Giuditta Perriera, sì, Giuditta Perriera, Giuseppe Santostefano, sì, diciamo, hanno tutti accolto il mio invito e per me è stato davvero una grande gioia poter lavorare con loro, piccoli ruoli ma davvero grandissime interpretazioni che poi hanno dato un sapore al film particolare. Eli, non abbiamo più tempo perché poi Sara deve entrare alle 11 con il suo Hello People e avrei voluto parlare con Luciano dei mestieri del cinema, che è un argomento che mi sta tanto a cuore, ma ovviamente poi ne riparleremo assolutamente in una seconda fase. Magari poi ci racconterai a cosa stai lavorando, perché tu non sei uno che sta fermo. C'è qualcosa in pentola? O sei concentrato sulla promozione di Chanel e basta? Siamo concentrati sulla promozione di Chanel, però bisogna sempre guardare oltre. In questo momento sto cercando un aiuto, no? Cioè, un produttore, perché davvero fare tutto questo lavoro da solo è stata una follia che mi ha davvero tolto il sonno la notte, perché sono stati dei mesi, degli anni impegnativi. Non puoi più replicare, diciamo, lo stesso tipo di esperienza da solo. Non ho più il fisico, ho 42 anni ormai, non ce la faccio più. Però bisogna crescere anche in questo modo, no? Costruendo una squadra sempre più ricca di professionalità, che possa permettere anche di fare poi il passo ancora più grande. Certo, io avevo sempre lavorato un po' nei vari reparti produttivi, ma questa volta davvero dalla pre-produzione alla distribuzione, passando, non so, dal project manager, che poi dovevo avere anche rapporti con il ministero, con tutta la burocrazia che ci stava dietro. Sicuramente mi ha formato tantissimo, però i progetti futuri appunto ce ne sono anche altri, ma l'idea di fare un altro film è sicuramente uno dei miei sogni nel cassetto. Wow. Dai. Intanto i complimenti sono la prima, anche se la più banale cosa da fare in questo momento, perché quando arriva un film del genere in sala non è facile neanche per la prima riuscire ad avere una così bella risposta, e sapere che invece i palermitani stanno apprezzando e che abbiamo detto domani sera ci sarà un'altra data a Rouge Noir. Possiamo ricordare questi appuntamenti? Sono aperti? Sera, okay? Sì, sono aperti domani sera al Rouge Noir, ma una serata ormai quasi sold out, forse saranno rimasti
rimasta una ventina di posti, almeno fino a stamattina, e un'altra sarà il 31, sempre al Rouge Noir, ma già altri cinema della città ci hanno richiesto il film, quindi a breve sulla nostra pagina Facebook daremo un po' tutte le date. Luciano, faccelo sapere, così anche alla prossima puntata di Open di Cinema anche noi lo diamo questo appuntamento, lo facciamo con piacere, raccontiamo il cinema che arriva da tutto il mondo, però Ivan, perdonami, un trattamento speciale per quello che parte dalle vie di Palermo lo dobbiamo riservare, no? Assolutamente Ci sta, sì. si può fare. Luciano Accomandi, grazie per essere stato con noi. Comando? Ah, è venuto fuori così. Anche Luciano sì, no, io mi concentro su Saluta Fragiglio Luciano che non mi Accomandi. riesce ad entrare in testa. Infatti proprio abbiamo riso. Bellissimo. Mi devono per questo. Ah, ok. Quindi grazie Luciano Accomando, grazie Giulia Fragiglio. Due cognomi particolarissimi entrambi. Godo in questo momento. Vabbè, È ci lei sta. che mi prende in giro. Ci sta. Certo. Ci sta, è venuto anche questo. Ivan, ciao. Ciao Eliana, Ciao, grazie, così. un piacerone. Ma il nostro Marco in regia se n'è andato, non lo sento da un sacco è di qui. tempo. Ma non mi avete calcolato proprio oggi proprio Vabbè, mi ma avete preso. ti sei goduto la puntata, Mi sono dai. goduto la puntata, è una bellissima puntata questa. Grazie, mi è caro. piaciuta particolarmente. È la settimana della giornata della memoria, lo ricordiamo, 27 gennaio, per non dimenticare. Assolutamente, quello sempre prima di tutto quanto. Grazie ancora a tutti quanti voi che ci avete raggiunti in studio, avete reso questa puntata ancora più speciale, e anche a voi che ci avete seguiti con tanta pazienza come fate sempre. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.